Non fraintendetemi, le relazioni insane esistono e meritano una nosografia a parte. Forse l'aggettivo tossico è recentemente diventato così popolare e di conseguenza la sua connotazione è tanto negativa, proprio perché cercava espressione e aveva bisogno di essere considerato. Non si può parlare troppo a lungo di qualcosa che non c'è, a meno che non si stia delirando. Cosa intendiamo dunque per relazione tossica? Alla Galleria Borghese di Roma si può ammirare tra i tanti altri capolavori la statua di Apollo e Dafne, un'opera in marmo di Gian Lorenzo Bernini che rappresenta la magnificente ed emozionante testimonianza di un amore eterno. Lei, meravigliosa nella sua bellezza fresca e giovane, lui, che pur di averla avrebbe compiuto qualunque impresa. Lei, che verrà a mancare per sempre a se stessa, a lui, a loro. Lui, straziato nell'istante in cui non ci sarà più una storia possibile, ma solo un'immobile eternità. Lei che non potrà più essere, lui che per trovare un modo per non dover mai fare a meno di lei eleggerà l'alloro a pianta sacra trasformandola in un simbolo collettivo ed eterno. È un po' come se lui fosse realmente riuscito a presentificare il loro amore nella forma del per sempre, benché non sia mai esistito. Quando avete partecipato a una proclamazione di laurea e il neodottore o la neodottoressa hanno indossato la corona d'alloro, potreste aver creduto si stesse festeggiando un nuovo traguardo formativo. Invece, Apollo stava dicendo a Dafne: ti amo. Romantico, vero? C'è qualcuno tra voi che lo vorrebbe? Un amore così? La voce che probabilmente avrete riconosciuto è quella di Stefania Andreoli. Ci ha letto un brano del suo ultimo libro che si intitola Io, te, l'amore. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Il saggio parla, esattamente come promette il titolo, di noi, degli altri e di questo amore che sembra essere diventato una combinazione di noi e degli altri, sempre più difficile da vivere, ma ancora prima da riconoscere. Il libro parte proprio dall'osservazione empirica di un fatto, in quella che Andreoli chiama la stanza delle parole, ovvero il tempo e il luogo dell'incontro con i suoi pazienti. Vede sempre più spesso una difficoltà, quella di sentire l'amore, non nell'altro ma in se stessi. Stefania, partiamo da 2 coordinate. Da quanto tempo ti è diventata così evidente questa poca dimestichezza con il riconoscere l'amore dentro di sé? E in chi la vedi in un modo più evidente? Va bene, sì, diamoci una cornice così ci permette di contestualizzare e vedere se chi ci ascolta si riconosce o riconosce qualcuno che conosce. Allora, io credo di aver sistematizzato le mie prime informazioni da 1 annetto e mezzo a questa parte, 2 se vogliamo esagerare, perché nel frattempo mi stavo occupando già di giovani adulti che sono il target che avevo in mente quando ho scritto il libro, ma che mi ha dato gli input per poter farci sopra un pensiero e poi renderlo un lavoro, cioè direi spannometricamente la generazione tra i 20 e i 30, i 20-35 anni, che avevo descritto imperfetti o felici e che quindi già stavo guardando da vicino. Avevo all'epoca accennato alla questione dei sentimenti e del sesso, avevo già capito che sarebbe servito un libro a parte per fare del carotaggio sentimentale ed entrare nelle pance collettive e vederci qualcosa di più, e poi è diventato Io, te, l'amore, e quindi di fatto direi nell'ultimo periodo non ho visto né sentito parlare di altro da parte dei miei pazienti, ormai grandi anagraficamente sulla carta d'identità, ma piccoli per tutta un'altra serie di conquiste evolutive. Una parte importante del libro, anche credo quella che fa più discutere e pensare, è la parte in cui dici che se una persona fa fatica a sentire, buona parte di responsabilità è dei suoi genitori. Che cosa è successo a quella generazione di genitori?
Mi rendo conto che sia un'affermazione invisa, però posso, deresponsabilizzarmene un pochino, perché se vuoi questa non è una cosa che dice Stefania Andreoli, questa è una cosa che dice dall'inizio sia la psicanalisi che la psicologia dell'età evolutiva, quindi direi che è un concetto vecchiotto che ha ben più di 100 anni. Facciamo fatica oggi in particolare a riconoscerlo perché la genitorialità contemporanea non vuole assolutamente sentirsi appuntare l'idea di un giudizio di aver sbagliato qualcosa. Perché? Perché il suo grosso errore è stato proprio quello di aver tentato di non sbagliare niente. Cioè le mamme e i papà di oggi sono talmente super investiti del loro ruolo, si prendono talmente sul serio da che hanno un figlio, che hanno in mente che tutto debba andare non solo abbastanza bene, che sarebbe sufficiente, ma perfettamente bene. E quindi sono, o sembrano essere, sempre sul pezzo su tutto, non fanno mai un passo indietro perché hanno paura di diventare dei genitori abbandonici, sono sempre molto presenti nella vita del figlio che li abita, come se diventasse veramente il proprietario del loro palazzo interiore. Ed è un figlio totemico che di fatto accentra tutti i pensieri dei suoi genitori, ma tu capirai che tanto più io esisto nella tua testa, tanto meno rischio di esistere nella mia, di diventare me. E allora nell'incontro con l'altro, dove mi devo portare con tutta la mia sportina di cose belle e di cose meno belle, se nel frattempo non mi sono costruito io perché sono solo il figlio della mia mamma e del mio papà, chi vado ad amare e da chi posso farmi amare se non dalla mia famiglia? Amare ed essere amati, lo dicevi adesso, è un gioco sporco in cui ci si può far male, in cui si fa anche la guerra. Ma il dolore non è più un'opzione nella nostra società e non lo è soprattutto nell'amore. In coppia ci viene detto, e io credo che questo ci venga detto per metterci in guardia contro la violenza, quella fisica e psicologica. In coppia, dicevo, tutto deve andare bene. Se non va bene scappa. Perché abbiamo, come società, come collettività, così paura del dolore e come possiamo aiutare le persone a distinguere la guerra buona, diciamo, dalla guerra che mette a rischio la vita? Per me nell'impianto del libro questo concetto è centrale, anzi mi piacerebbe che arrivasse, potesse in qualche modo destare invece dalla anestesia che mi sembra ci contagi tutti longitudinalmente e che ci fa sentire così poco avvezzi in effetti a non solo incontrare ma scontrarci con l'altro. Cioè qui è una questione di conflitto. Fai bene a distinguere la guerra buona dalla guerra cattiva, perché anche se può essere scomodo dirlo, soprattutto di questi tempi dove il discorso rischia di diventare volgare addirittura se non fuori luogo, la verità è che esiste una guerra buona. Ed è quella dei sentimenti, cioè noi abbiamo nella nostra pancia il quartier generale delle nostre emozioni e basti partire dalla constatazione che quando veniamo al mondo con le 5 emozioni di base, solo una di esse sia positiva, mentre tutte le altre sono di segno negativo, per capire come di fatto noi siamo predisposti a venire al mondo e ad incontrare noi stesso e l'altro facendo fatica, stando con i nostri stati interni più disturbanti, meno simpatici, quelli che in qualche modo ci fanno stare scomodi nella nostra posizione. Oggi però il genitore che ti ho descritto prima è molto poco avvezzo ad educare il figlio a quella che noi chiamiamo la tolleranza alla frustrazione, che altro non è non provare mai frustrazione, ma al contrario provare delle cose che ci danno fastidio, ci fanno soffrire, ci fanno del male e starci dentro attraversandole senza avere la fretta che si risolvano per scoprire l'unica cosa che del dolore va saputa e secondo me l'unico viatico con il quale poi si può andare nel mondo, cioè il dolore passa. Anche quello più sfidante, anche quello più intimamente cruento, di fatto a un certo punto finisce. Perché psichicamente noi non siamo portati a sopportare il dolore. Quello fisico, dopo un po', se eccessivo, ci fa svenire, perché l'intelligenza del nostro corpo non lo regge. Quello psichico, dopo un po', ci fa ammattire. Quindi di fatto siamo comunque capaci di proteggerci da quello che di cattivo sentiamo, ma la verità è che oggi ne siamo terrorizzati, secondo me, non solo come genitori, ma come società civile, come società degli adulti. Abbiamo le nostre buone ragioni, ma siamo terrorizzati, ci sentiamo sempre molto precari, molto incerti, molto confusi
e proviamo a tamponare tutte le esperienze di dolore illudendoci così che allora stiamo bene. Ecco, questo è un ottimo modo per non riconoscere la guerra buona da quella cattiva, perché secondo me cosa è successo? Non sapendo fare la guerra buona, che è l'amore per esempio, Love is a losing game, cantava Amy Winehouse. Ecco, non sappiamo fare che la guerra cattiva, cioè se non sappiamo più incontrarci con l'altro, diventiamo, siccome lo siamo, intolleranti alle frustrazioni che l'altro ci porta nella vita. E questo diciamo è anche alla base della violenza nella coppia, nelle relazioni, no? Immagino l'intolleranza. Allora, assolutamente sì, considera che, non so se lo sai, ma forse senza saperlo, considerando che fai un altro mestiere, c'è entrato un punto, cioè nella prevenzione della violenza di genere, io con la mia equipe durante il governo Monti mettemmo a punto il primo progetto di prevenzione del femminicidio destinato alle scuole superiori italiane. Ecco, stilammo una serie di criteri, di parametri da andare a misurare prima e dopo, e di fatto l'unico che hanno in comune, che avevamo identificato come tale, i ragazzi e le ragazze, era proprio la tolleranza alla frustrazione, che nei casi di violenza era eccessivamente basso nei maschi ed eccessivamente alto nelle femmine. Quindi se non ci educhiamo a stare con quello che ci turba, che ci sposta, che ci travolge, senza riuscire appunto a contenerlo in qualche modo, facendo noi da vaso dentro al quale può stare, l'incontro con l'altro non può che rivelarsi un incontro tra una vittima e un carnefice. Un altro fenomeno sociale che è interessante, che tu racconti nel libro, che ha a che fare anche questo con l'amore, è l'ipercategorizzazione di chi siamo. Milioni di etichette molto specifiche per raccontarci, che alla fine non ci raccontano per niente, perché dietro le etichette siamo tutti uguali. Perché questo fa male a noi e alle nostre relazioni? Allora, questa è un'eredità dei nostri amici giovani adulti, cioè quelli di Perfetti o Felici, che specifico mi trovano assolutamente dalla loro parte. Se devo essere detrattiva nei riguardi di qualcuno, non è verso i più giovani, assolutamente. Però questa mania di dare un nome a qualunque cosa, di battezzare dei fenomeni che non sono nuovi, ma che trovando oggi un nome sembra che nascano oggi, è loro. Perché? Perché hanno un forte bisogno di ordine, hanno un forte bisogno di organizzazione dentro alla quale sapersi muovere, perché appunto essendo figli di una generazione di adulti spaventati, sono cresciuti sentendosi poco perché non hanno osato farlo, non sapevano verso dove si sarebbe andati a finire, e hanno imparato a usare una cosa che nella mia lingua è un meccanismo di difesa e si chiama intellettualizzazione. Cioè loro usano moltissimo la testa, usano molto poco la pancia, e quindi questo tentativo di dare etichette a tutto sembra come in qualche modo archiviare, catalogare le cose della realtà per tenerle sotto controllo. Serve in effetti a sentirci un po' schermati. Perché ci fa male? Perché è un inganno, perché è un'illusione. Allora, moltissimi concetti non finiscono dentro alle parole che li definiscono. L'amore stesso, sì, lo chiamiamo convenzionalmente amore, ma vallo a sapere che cosa significhi in realtà. Le persone sono l'esempio più lampante di questa cosa, ma come fai a ridurti a sono questo, sono l'altro, se non per la necessità del tutto adolescenziale di partecipare a una certa tribù antropologica? Ma quando diventiamo grandi dobbiamo accettare che tutti noi siamo talmente tante cose che se ci piacciono le etichette dovremmo diventare dei post-it ambulanti che vanno in giro ricoperti di bigliettini. Questa cosa è profondamente limitante. Loro l'hanno fatta anche per un'altra ragione, nobile se vogliamo, cioè sono la generazione di chi ha provato ad essere il più inclusivo di tutti i tempi, e quindi questo serviva a non mancare di rispetto a nessuno, a dare a tutti una dignità e una presenza sociale. In realtà questo secondo me ci ha legato mani e piedi nella, infine, necessità di stare dentro alla definizione che ti sei dato. Ma quando ancora stai diventando grande, sai quante etichette ancora devi scoprire e potresti rivelarti che facciano per te. Stefania, vorrei che ci spiegassi un concetto che nel libro è fondamentale, la differenza tra bisogno e desiderio. Quale dei due è indispensabile all'amore? Questa è una parte che ha destato molto scalpore quando il mio editor l'ha letta in prima stesura. Mi ha detto: guarda, sono le pagine più interessanti del libro, e anche nelle interviste me la stanno chiedendo spesso perché forse dà una chiave. In particolare penso che possa essere la leggenda per interpretare le storie che durano dalle storie che non durano. Cioè, sei innamorato, vuoi stare con quell'amore, vuoi che funzioni,
punta tutte le tue fiche sul desiderio e stai attento a cosa stai facendo dei tuoi bisogni. Qual è la differenza? Allora, il bisogno è una questione che conosciamo sin da che veniamo al mondo, cioè io ho 1 minuto di vita e ho bisogno di supplire all'aver perso il cordone ombelicale con la mia mamma attraverso la tetta. Non posso aspettare, mi serve adesso, altrimenti io mi metto a urlare, e non perché faccia i capricci, ma perché ne va della mia vita. Cioè, al bisogno serve qualcosa di immediato, che in fondo, Silvia, è uguale per tutti, i bisogni sono veramente molto democratici. Quello di base è il senso di sicurezza, che poi venga garantito attraverso la casa, attraverso il calore, attraverso il nutrimento, attraverso l'abbraccio, però di fatto agli esseri umani serve una cosa, senza la quale non c'è tutto il resto, che è sentirsi al sicuro, sentirsi accomodati. Questo è il motivo per il quale il cambiamento ci risulta così difficile in realtà. Il bisogno è una questione antica, ha delle radici nella nostra infanzia, è sempre da retrodatare. Invece il desiderio post-data. Il desiderio è per il domani, il desiderio è l'anelito che mi fa fissare un appuntamento per un giorno nel quale speriamo, tra il mio impegno, le occasioni fortunate e l'allineamento dei pianeti, forse potrebbe, ma anche no, realizzarsi. Cioè il desiderio è una questione da adulti, è molto più raffinato e a differenza del bisogno, che è identico per chiunque, il desiderio è del tutto personalizzato. Tu cosa desideri? Io cosa desidero? La risposta a questa domanda dice di chi sono. Ora, cosa c'entra con l'amore? Le coppie che durano sono quelle che costruiscono un progetto desiderante condiviso. Tu cosa desideri? Io cosa desidero? Il noi cosa desidera? Quindi moltiplicando i desideri. Però quando da adulti o da abbastanza adulti incontriamo l'altro nell'amore, i nostri bisogni noi dovremmo già averli esauditi. Se non ci siamo riusciti con la mamma, con una buona psicoterapia o con qualche dipendenza, però non possiamo chiedere al nostro amore di assolvere ai nostri bisogni, non quando non abbiamo più 6 anni. L'anestesia all'amore, che effetti fa al sesso? Quanto tempo ho per parlare di questo? Perché noi non ci stiamo occupando adeguatamente di questa faccenda che è gravissima. Io ho preso in prestito una frase di Luigi Zoia nel libro, l'ho citata dicendo: caro collega, hai perfettamente ragione. Lui dice: noi ci stiamo limitando, perché ormai i giornali lo fanno, i titoli lo dicono, a constatare che di fatto non si faccia più sesso e che chi non fa più sesso siano coloro i quali da cui ci aspetteremo che lo facessero, cioè i più giovani, perché se vuoi le persone della nostra generazione invece lo fanno, ma arriviamo da un'educazione completamente diversa. Noi ci stiamo limitando a riferire di questo fenomeno, ma non lo stiamo problematizzando. Questa è una faccenda di importanza primaria, perché se smettiamo di accoppiarci, noi ci si estingue davvero stavolta. Allora, qual è la questione? È multifattoriale. Potrei citarti sicuramente la crisi della virilità, gli aumenti del tasso di violenza nelle coppie, la disfunzionalità della famiglia, la fruizione abbastanza selvaggia della pornografia, l'assenza nelle nostre scuole della educazione affettiva e sessuale fin dalla scuola dell'infanzia. Però secondo me i temi più interessanti ai nostri scopi sono 2 e sono la questione del tabù liberato del sesso e quella del corpo. Allora, la prima ha a che vedere con il fatto che in effetti, benissimo che sia successo, chi è venuto prima di noi ha combattuto perché si potesse smettere di vivere il sesso come peccaminoso e come nascosto. Però credo che ci siamo fatti un po' troppo prendere la mano e abbiamo frainteso, cioè abbiamo reso tutto il sesso tranne che il sesso. Dunque tutto parla di sesso e manda input erotizzati da tutte le parti, dalla cartellonistica stradale alle campagne stampa, al restyling di certi giocattoli per bambini che ai nostri tempi erano molto più innocenti, alla programmazione televisiva. Tutto è una storia che ci stimola dal punto di vista sessuale invitandoci a farlo. Ma cosa vuoi che facciano i giovani? Fanno l'unica cosa che i giovani devono fare, cioè trasgredire. E ci dicono: sai cosa c'è? Ti interessa così tanto, ma fatelo te sto sesso. Io me ne chiamo fuori. Perché? Perché a questo punto me la stai vendendo come l'ennesima cosa ottimizzante, produttiva e performante che mi domandi di fare oltre
ad essere il primo della classe, a parlare fluentemente inglese, ad essere socialmente accettabile, ad essere un bravo figlio, a comportarmi come cittadino modello. In più vuoi che io faccia la fatica di farmi fisicamente invadere dopo essermi mostrato nudo? Tu te lo scordi. E qui ci colleghiamo al secondo tema, che è quello del corpo. C'entra con la questione etichette che mi hai domandato prima. Questa è l'epoca dei grandi inganni, secondo me, cioè siamo molto bravi a raccontarci delle storie e non sempre ad andare a vedere qual è davvero il nocciolo della questione. Abbiamo apparentemente liberato il corpo come sempre possibile, qualunque forma abbia. In realtà non facciamo che parlare di quello e quindi il corpo è sempre più sotto scacco, il corpo è sempre più sotto ostaggio, perché la verità è che ne siamo ossessionati. Non l'abbiamo assolutamente liberato, l'abbiamo al contrario messo sempre più al centro tra le altre cose sulle quali dobbiamo essere sul pezzo. E quindi di fatto il corpo è talmente vessato da pensieri, prescrizioni, diktat, immagini, Instagram, che anche lì cosa faccio? Ma io lo metto da parte in due modi. La prima, non gli faccio sentire più niente. Ho imparato a non sentire il dolore da bambino, poi non apprendo a sentire il dolore dell'amore da più grande, e poi certo non gli chiedo di sentire l'eccitazione, perché a quel punto, Silvia, la questione si fa compromettente. Perché? Perché il corpo ha tutta una sua lingua, ha tutta una sua verità, e quando noi siamo sani il corpo e la mente vanno insieme, ma quando noi non lo siamo ci dissociamo dal corpo, lasciamo che non porti più le sue informazioni, non lo facciamo più parlare, non lo facciamo dire, non sente niente, e quindi come faccio a sentire il desiderio di te, a voler fare l'amore con te, se sono tutto nella testa e il resto sembra come nel gioco del prestigiatore che mi sia stato tagliato via quando la ragazza viene segata a metà? E questo è il risultato. Concludi il tuo libro con una luce di speranza, una luce che sta in qualche modo sul bordo superiore, quello inferiore di questa generazione di giovani donne e giovani uomini, e questa luce siamo noi, un po' più grandi di loro, che sappiamo ancora giocare il gioco delle relazioni e dell'amore. E la luce più in basso sono i ragazzini, quelli che sono adolescenti adesso. Perché siamo diversi noi, io lo so, lo capisco, ma perché lo sono anche i ragazzi? Mi emoziona molto questa domanda, perché mi fa capire che mi hai capita, e questo è sempre molto confortante per un autore. Allora sì, anch'io faccio parte della tua generazione, quindi lo sappiamo perché noi ce la caviamo, poi magari male, però noi siamo in partita, soprattutto le donne. Degli adolescenti ho bisogno di mandare un messaggio a microfono acceso, quindi grazie di avermene messo davanti alla bocca uno. Noi abbiamo corso un rischio gravissimo con i nostri adolescenti, cioè io non so in quanti se ne siano accorti, ma l'adolescenza prima del Covid è stata a rischio estinzione. Cioè, per chiudere un cerchio e farti vedere che il discorso fila, quegli stessi genitori che ti ho descritto, che fanno sempre tutto così bene, è molto difficile che vengano odiati dai figli quindicenni, perché hanno talmente colluso con la felicità del figlio, che il figlio può mettersi di taglio se il genitore per lui vuole delle cose fuori moda, antiche o diverse, ma se tu vuoi tanto quanto me che io stia bene, non provi mai dolore e mi realizzi nella vita, faccio fatica a farti la guerra, che è l'unico modo per diventare grandi quando hai più o meno quell'età lì. E quindi di fatto è diventata una generazione di figli iperadultizzati che hanno smesso di dare problemi ai loro genitori, perché in una parola hanno smesso di trasgredire. Non ne avevano più bisogno. Al posto di trasgredire si sono ammalati. E il grande errore che io ho bisogno che noi come adulti non facciamo è di credere che si siano ammalati a causa del Covid. Perché questo stava già succedendo prima. Il Covid ha solo dato loro l'opportunità di non dare la colpa alla mamma e al papà. E quindi a qualcosa di esterno che ci piace sempre molto perché deresponsabilizza e continua a farci volere tutti un po' troppo bene. Oggi, di fatto, a me pare, non tutti i colleghi sono d'accordo, ma io sono d'accordo con me stessa e tanto mi basta, che alcuni degli adolescenti stiano rialzando la testa e stiano ricominciando a farsi sentire, ad accoppiarsi tra di loro e quindi a moltiplicarsi, andando nelle pensiline degli autobus ignominiosi a dire delle gran parolacce, anche qualche bestemmia che fa arrossire o indignare il signore che sta andando a ritirare la pensione o l'insegnante che sta tornando a casa da scuola, perché signora mia che generazione,
stanno ricominciando ad andare nelle piazze, ma tu negli ultimi anni togli i lockdown, ma tu li vedevi in giro i ragazzi? Non c'erano. Invece adesso i motorini, le cose, le panchine stanno ripopolando il nostro ambiente. Un appello, per favore, tra le cose che stanno facendo c'è quella di incontrarsi, perché sì, poi ci sono quelli dipendenti da smartphone e chiusi in casa, ma dovremmo fare nei loro riguardi un discorso completamente diverso. Lasciamoli stare, dobbiamo lasciarli stare. All'adolescenza si deve chiedere di fare l'adolescenza, cioè di darci fastidio, di non piacerci. Cessiamo di chiedere ai nostri figli delle superiori di essere quello che noi abbiamo immaginato che loro fossero, perché guardate che per me è l'ultimo treno, poi passato questo di ottimismo anche l'Andreoli non ce l'ha più. Abbiamo dato voce a Io, te e l'amore di Stefania Andreoli, Bur Edizioni. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il fonico di studio è Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo.